amici bellini, ci siamo, bestemmierò in questa giornata, dirò amore ogni tanto, voi lo sapete quasi già perché state vedendo la reazione, io invece sono in ansia. Sigla musicale. E vi invito a scaricare OneFootball che ci ha fatto sapere la formazione per i primi, sapevamo già qualche cosa, ne avevamo intuito, ma come vedete, soprattutto a me interessano gli avversari perché la formazione del Napoli voi la sapete da me, perché lasciate perdere questo 4-3-3, non ne sono sicuro, ma quella del Reina, 5, di solito si scrive 3-5-2, no? E poi invece no, si scrive direttamente 5-3-2, difesa estenuante, sono già in ansia, se sei in ansia, se eri in ansia prima, lascia il... Dai, ma è mai possibile che io la devo vedere in spagnolo, su quest'altra stanza di là è tutto in ritardo? Ah, questo io me l'ero perso, la parata di Meret, va bene? Perché sto facendo la spola nelle due stanze e già mi ero perso la parata di Meret. Brutta palla di Koulibaly, se ne scappa questo, ecco qua. Bravo Di Lorenzo. E fallo su Meret. Ancora si gioca, aiuto. Tirano fuori, mamma mia. Dai Petagna, la sponda, Lobotka non ci prova. Fallo su Mertens là. Ecco qua, altra occasione per loro. Ma veramente stiamo facendo? Meret, non va bene. Non va bene, sarà la nuova postazione, sarà il fatto che non è possibile. Siamo solo all'8° minuto. Elmas al limite dell'area, prova il dribbling, la cede a Mario Rui. Il cross di Mario Rui, nessuno. Politano prova il tiro, ribattuto. Parte Menalo dentro per praticamente ci esponiamo ad ogni azione a un contropiede che è difficilissimo e hanno segnato. Vantaggio del Rijeka. Va benissimo, ma figuriamoci. Amore, ma ti sei resa conto? Amore? Oh, ma era letto, io sto facendo la spola e non mi è piaciuto né di qua né di là. Proprio un inizio horror. Vedete come ve lo dico, questo gol è importante perché adesso noi reagiamo subito, c'è tutto il tempo per reagire ed adesso la mettiamo a posto perché non è possibile. No, non è possibile. Lo scudetto per il Napoli. Bravo Mertens, dai, questo ci devi dare in più. Esce dal fuorigioco Kulenovic che adesso la gioca. Mamma mia, come il burro, ci stanno facendo fettine. Muric. Mamma mia! Trasuto pure Sterling. Tutto a posto, siamo tranquilli. Rispetto alle altre due Balì. Incredibile, Kulenovic che supera Koulibaly, supera pure Di Lorenzo, è diventato, è il top, supera di nuovo Koulibaly. Meret, ancora Kulenovic. Io però, voi il video l'avete visto, no? Il video dove ho detto Kulenovic. Nomen cerca il guizzolo Botka, dai! In mezzo, non attenzione di nuovo a Menalo. Un altro contropiede? Lo spazio Lonchar, sta arrivando anche Kulenovic, Melano arriva nella zona tiro, poi allarga il pallone per Lonchar, sul sinistro il suo piede, palla in mezzo, Koulibaly. Cervello e la tocca. Ah, ma adesso ci schiacciano pure, non è nemmeno più un fatto di difesa. Allontana di nuovo Koulibaly. Ragazzi, non so se vi rendete conto che questa è la difesa praticamente titolare. Maximovic al posto di Manolas, ma questi sono i migliori che abbiamo. Fase di ripiegamento non rendiamoci conto. Mamma mia, il Napoli di Sarri. Ancora per Lonchar che va in percussione. Scartano tutti, ma stiamo facendo? Mamma mia, Kulenovic che supera Koulibaly in velocità. Da Meret, Politano. Demme. I rumori li sentite, no? L'unica certezza di questa stagione, i rumori. Koulibaly. Ah, Koulibaly male ancora. Cerca è ancora più male là di Lorenzo, più male, ancora peggio, si dice in italiano, e un'altra occasione per loro, vai. Bravo Di Lorenzo, recupero. Di Lorenzo che ruba il pallone e fa ripartire l'azione del Napoli. Però poi ti intruppi. Buono l'1-2, dai Poli, Politano poi da dietro. Cazzo, però tre di voi là in area piccola, no, uno deve stare dietro. Dai Petagna, questo è il tuo gioco. Bella apertura di Politano. Dietro un grosso buono. Inutile lamentarsi dei falli di mani, ricordiamoci che il VAR non c'è, quindi non lamentiamoci e giochiamo a pallone. La sponda di Mertens, pallone buono per Di Lorenzo che va. Dai, cazzo. Fa tutto l'angolo, palla che passa. Dai!
Mertens ha avuto una buona occasione, ha colpito come testa Dai. Petagna, la gira al volo. Mertens. Mertens. Dai, sì, amore, sì! Da parte di Diego Demme, 1-1. Bravo Mertens a rimetterla dentro così, bravo! No? Che tanto Diego Demme, amore, ha segnato Diego Demme! Dai ragazzi, dai, è stata una brutta parentesi. Intelligentemente Napolitano, segna. Napolitano carica il destro, Napolitano. Ragazzi, comunque andrà, credo che dobbiamo andare live dopo, quindi lasciate la campanella, lasciate il like, iscrivetevi, perché a volte, insomma, lo sapete che YouTube non manda le notifiche. Andiamo live più tardi, dopo che vi siete visti la reazione, dopo qualche migliaio di visualizzazioni, andiamo live stesso stanotte. Non so a che ora, va bene? Dovete stare tuned. Bravo Mertens, così devi fare. Cerca la palla dentro per Petagna qui. Come si fa ad ammonire quando due saltano per pigliare il pallone, non ci sono le braccia e uno capita di farsi più male degli altri? Come si fa ad ammonire? Una ciucciaria arbitrale di questa cosa non l'ho mai vista. Cioè sta ammonendo ogni volta che uno si fa un po' più male, senza valutare il fallo. Veramente una roba obbrobriosa. Se Koulibaly si rotolava a terra pure lui, non succedeva niente. Lo scommettiamo? Vabbè. 1-1. Forse questo è il segreto. Singolarmente io. Ma Sinistro morbido di Politano, palla sotto porta. che succede? Pallone morbido di Mertens all'interno del rigore dove Petagna prova a girarsi. Non è che Koulibaly la presunzione, lo vedi? La presunzione. Ed ecco qua, Menalo. Boom! Grande occasione per Riega per tornare in vantaggio. Devo citare Angioletto che mi ha appena detto: sembrano quei giocatori di 60 anni, sai, le vecchie glorie che giocano contro dei ragazzini che sono freschi ma scarsi perché sono ragazzini. Allora sai, c'è quella cosa che si gira, però i ragazzini fuggono per tutte parti e quindi i sessantenni, le vecchie glorie sono pesanti, fanno errori. Guarda Maximovic che quasi la perde. Poi c'è quello là di 40 anni, Politano, che ha 20 anni di meno e quindi se la giostra un pochino meglio. Questo è. I ragazzini ci stanno irridendo. E vedi il ragazzino che la tira alta perché c'ha paura, no? Di quello forte, Carannante per esempio, no? Una vecchia gloria. Oppure sta giocando, che ne so, Iezzo in attacco. È una partita di queste qua. C'è Taglialatela a centrocampo, lo vodka, con un po' di vodka nelle vene, da panza. Questo stiamo vedendo. Buono, dai Mertens! Mertens libera il sinistro, poi è chiuso. Sì, vabbè, ci sono 6.000 attaccanti e lo Botka la tira alta. 6.000 difensori. Buono, dai, cazzissimo! Ragazzi, ricordatevi di quanto guadagnate rispetto a sti bambini. Dai, Petagna, cazzo! Poi cerca Mertens. Dai, punizione, dai, bravo Mertens. Calcio di punizione per il Napoli. Mertens, vedete, si sta allargando un po' di più, sta un po' più a sinistra, un po' dando meno riferimenti, meglio. Dai Mertens, bella tagliata, una spizzata di qualcuno. Esatto, poi traversa! Amore! Petagna! Palla che resta lì. Lollino al posto di Lobotta e adesso è entrata una vecchia gloria di 39 anni, diciamo, 40, e vediamo se è un poco meglio. Insigne di fatto per Elmas. Capello non è biondo, è bianco. Fabio Rui. E poi in ritorno Mario Rui a chiudere Tomecak, parte la E Petagna no! Sì! Ha segnato Politano perché con ammazzo! Amore, è stato fortunato questo! Così, come ha fatto a non prendere la Petagna non si spiega, è una cosa fisica che non si può spiegare. Bene Politano a crederci. Nemmeno lui, è stato proprio autogol. Amore, autogol! Braut, che sta giocando terzino sinistro al posto di Anastasio. Se ascoltavano noi probabilmente. Bravo Koulibaly, dai, porca di quella. E questo chiama i falli proprio al contrario, veramente. Cioè quello si cade, si mette davanti, che ha chiamato il fallo a loro. Non si può spiegare, l'obbrobriosità di questo arbitro è da
Vedi Petagna, quel portiere non se ne accorge nemmeno fuori gioco. E anche mi sono reso conto di un'altra cosa. È importante invece segnare, addormentare la partita, non lo so perché stiamo tutti a 6 nel girone, è vero? Amore? È vero che stiamo a 6? Vedi, adesso qua, che Maksimovic si è fatto più male, dovrebbe ammonire quell'altro. Ti trovi, no? Per come è l'arbitro. Vedi, guarda, proprio la finta. La finta proprio, lui si gira e dice, mi devo far male anche io, altrimenti mi chiama il fallo. Proprio la finta. Una finta vera e propria. Ci sono le telecamere, fate brutta figura. Dà la palla a loro, tra l'altro. Bravo Fabian. Con la collaborazione di Santo Spagnolo. Uno. No, Dem. La doppietta di Dem era un po' troppo. Per Gulam i calci d'angolo sono dei calci di punizione a tutti gli effetti. Ci prova sempre. 5 minuti per recupero alla fine della partita. Magari una variante. Per Gulam in Dai, Zelinski! Oh! Bella azione però. Bravo Dem, dai. Partitone. Sadarice. Gulam alza la testa e Lozano non lo trova. Va bene, game over. La vittoria ce la pigliamo, legittimata. Ma noi nella vittoria parliamo delle cose che non vanno, quindi live alle 10:30 più o meno per voi, 10:30 italiane. Mi raccomando, da New York Valerio Fluido è tutto. Lasciate molti mi piace, altrimenti non vado live. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway. Da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.